Se la fotografia con la stretta di mano era sembrata inopportuna, i saluti tra il capo della polizia, Franco Gabrielli, e Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega Nord, alla fine ci sono stati, come testimoniano le nostre immagini, a dispetto della polemica su una compresenza, quella al raduno annuale a Martellago nel veneziano del COISP, il sindacato di polizia, che appariva forzata. Come mi capita spesso non ci ho riflettuto molto, perché io mi sono dato una consegna che è quella non solo di comandare i poliziotti, perché questo è una prerogativa che mi spetta, non solo di difenderli, di rappresentarli adeguatamente, ma anche e soprattutto di frequentarli, perché se uno non frequenta la propria gente difficilmente è nella condizione di poterla rappresentare. E quindi so che questa mia presenza qua qualche problema di Malox lo provocherà, ne ho già avuto, addirittura mi è stato detto che qualcuno porrà la questione del fatto che io sia venuto qua a Venezia, che abbia speso qualche soldo per venire, non lo so, io sono anche disposto a restituirlo, dal momento che ho un concetto molto talebano e molto calvinista di quello che è il mio essere rappresentante dello Stato. Chi mi conosce sa che circolo tranquillamente con la mia Panda quando non svolgo funzioni, quindi se ci sarà qualcuno che si permetterà di fare disquisizioni su queste cose, che sono per me cose molto serie, avrà la risposta adeguata. Quindi... Che felpa indossa stasera? No, stasera c'ho la giacca a vento, c'ho la camicia, però la maglietta della Polizia di Stato la porto sempre nel cuore. Stasera però sono ospite e non voglio suscitare polemiche, quindi vengo da ospite in punta di piedi. Per dire che cosa? Per dire che la Lega sta con chi ci difende, quindi siamo contro depenalizzazioni, svuotacarceri, indulti, reato di tortura che complica la vita agli uomini delle forze dell'ordine. Vorremmo certezza della pena e soldi. Anche se a onor del vero nella legge di stabilità il governo Renzi ha previsto proprio lo sblocco degli stipendi e nuove assunzioni per le forze dell'ordine. Io sono ovunque ci sono i poliziotti, ha detto Gabrielli, che ha anche evidenziato però. Dobbiamo salvaguardare questo patrimonio, dividere il grano dall'olio, dividere le cose che non vanno dalle persone che in qualche modo condizionano le cose che non vanno, perché come non siamo inclementi nei confronti di chi tra noi sbaglia, perché può sbagliare, e se però sbaglia infangando deve essere assolutamente emarginato, così non dobbiamo fare l'errore. Se c'è qualcuno che sbaglia dirigendo, bisogna puntualizzarlo, bisogna in qualche modo aiutarlo a fare meglio, ma senza questo mai infangare la nostra amministrazione. Questa è la cosa a cui dobbiamo tenere tutti. E poi si è detto pronto per la pizza in salsa veneta. La pizza a Venezia già... È famosissima, al mattone poi... Io non sono partenopeo, però le pizze insomma le concepisco in altre latitudini, però...